Il titolo può essere un titolo che può sembrare strano e particolare: Veneto europeo, Veneto globale, scenari di mercato dell'economia veneta. Cercherò di trasmettere che cosa ho detto, ma prima devo dire che commento molto positivamente il titolo generale che è stato dato a questo incontro, e cioè voglio soffermarmi su parole e geografia. Su parole e geografia per due motivi. È una premessa che faccio, poi vi spiegherò, anzi ve lo dico subito. L'esercizio che voglio fare con voi questa mattina è di invitarvi ad essere assolutamente ambiziosi. Dobbiamo inventarci un modello futuro del Veneto che vogliamo e dobbiamo, ovviamente realistico, renderci, convincerci che è quello buono. En passant è molto diverso da quello di adesso, sto parlando del Veneto produttivo naturalmente, e poi lavorare perché questo succeda. Lavorare perché questo succeda significa che noi non dobbiamo guardare, dobbiamo accompagnare i processi. Cosa vuol dire accompagnare i processi in questo momento? Vuol dire che in una fase di transizione, come quella in cui viviamo, di transizione di ogni tipo, siamo abituati a parlare di transizione ecologica, transizione tecnologica, digitale, eccetera, eccetera, c'è anche una transizione geografica che qualche volta chiamiamo globalizzazione, neoglobalizzazione, reshoring, offshoring, tutte queste cavolate qua, su cui magari poi torno perché bisogna fare un po' più di chiarezza su questa fase. In tempo di transizione non basta il mercato. Le transizioni sono gestite, devono essere gestite nelle nostre economie dagli attori che sono le imprese, che sono i lavoratori, che sono coloro che partecipano a questo, ma non basta, perché per definizione in periodo di transizione i pericoli di fallimento del mercato sono enormi, nel senso che c'è sempre anche la possibilità che qualcuno approfitti per scappare in avanti o andare dall'altra parte, quindi occorre una capacità di politica con la P maiuscola o con le P minuscole se sono politiche di settore, che tuteli, garantisca che le transizioni vanno verso un bene comune da identificare. Attenzione, che non significa immaginare pianificazione di non so che, significa però capire cosa sta succedendo e intervenire sulla produzione di quei beni pubblici che possono influire su questo processo, senza intervenire su quello che fa dentro, magari su quello che succede dentro, poi magari Paolo Gubita ce lo potrà dire cosa succede nel mondo delle imprese, ma non è questo. Io sto cercando di dire che esistono delle cose da fare, che dobbiamo fare e che se sono coerenti con una ipotesi che abbiamo, implicano anche lavorare perché questa ipotesi succeda. È un processo complicato, di definizione politica, molto presuntuoso, perché bisogna immaginare di capire cosa succede e non è facile in questo momento. In periodo di transizione per definizione non è facile. Però volevo due premesse allora, quelle che volevo dire prima. La prima, parole e geografia, o se vogliamo parole della geografia. Narrazione e sostanza. Io non sono esperto di narrazione, quindi lo lascio a voi poi trovare. Abbiamo avuto degli esperti che ci hanno raccontato su come si narrano le cose e gli errori che si possono fare narrandole in maniera sbagliata le cose. Ho un po' più di idea sulla sostanza. Ho però un'idiosincrasia. Idiosincrasia alla retorica geometrica. I poligoni, i triangoli, sono delle cose che non servono a niente, cioè o meglio, che sono suggestive, ma non hanno, sono forse delle suggestioni, tra l'altro che ognuno poi, essendo suggestioni, non le interpreta come crede, ma che non hanno sostanza. Cosa vuol dire? Vuol dire che però esistono delle geometrie che hanno sostanza. Mi spiego. Quando diciamo il pentagono delle 5 regioni, eccetera, eccetera, che cosa vuol dire? Quale fenomeno rappresentiamo? Immaginiamo che una cosa che succede a Cremona abbia effetti su qualcuno che lavora a Udine, credo proprio di no. È una rappresentazione, è una constatazione che esistono, come avrebbero detto i miei maestri degli anni 60, nelle regioni omogenee, c'è una omogeneità riconosciuta, che non è una funzionalità, non corrisponde al fatto che questa cosa funziona come un pentagono, così come non funziona il triangolo industriale, tanto meno quello il nuovo triangolo, perché se andate a vedere l'unica cosa funzionale in questo momento è non funzionale, effettiva, ma disegnata, immaginata, è una cosa che si chiama proprio Imagine,
che è un progetto fatto con fondi europei da Espon e dai comuni di Milano e di Bologna, per valutare gli effetti di integrazione funzionale lungo il corridoio Bologna-Milano. Perché quello sì funziona, perché quello sì, appoggiatosi a interventi storici di qualche anno fa, di alta velocità, cosa ha prodotto? Ha prodotto un addensamento delle attività nei due terminali. Cioè, paradossalmente, essendo più facile andare da Bologna a Milano, da Milano a Bologna, alcune attività che prima si facevano disgiuntamente influiscono le une sulle altre. Quindi esistono delle relazioni funzionali. Tornerò alla fine a raccontare perché secondo me, e su questo come dire, un messaggio diverso da quello di Paolo Feltrini stamattina, io penso che una delle carenze fondamentali del Veneto, di quest'area, perché a questo punto neanche il Veneto è una rappresentazione se non quella politica amministrativa, cioè il fatto che ha dei poteri pubblici da esercitare, ma di per sé anche questa non è un'area funzionale in sé. Esiste un'area funzionale che funziona e che potrebbe essere funzionale molto di più ai fini di quello sviluppo di cui vi dirò, che è quella che qualcuno chiamava patreve, che adesso si chiama quello che volete, che è il fatto che ci sia in questo luogo un luogo che fa da caput, cioè che esprime, che mette a disposizione degli altri quei servizi di livello superiore che altrimenti non ci sarebbero. Attenzione, mi dispiace che Paolo non ci sia, perché trovava una contraddizione tra quello che diceva io non credo che questa cosa abbia qualche senso, e poi ci ha fatto vedere una mappa in cui ha detto guardate che in questi ultimi anni ha funzionato soltanto e è cresciuto Milano, Firenze, Bologna, guarda caso. E qui tutti i luoghi che erano in grado di esprimere una nodalità, mentre quest'area non è in grado di esprimere modalità. E come dire, è vero che è il pericolo che Verona, altrimenti no, Verona va benissimo, una sua funzione, come dirò fra un attimo, ma non c'entra niente con questo. No, il Veneto ha bisogno di questa modalità, ma spiegherò perché. Questa è la prima. La seconda invece credo che fosse Paolo Giaretta, non mi ricordo chi, insomma, comunque insomma sì, contare a Roma invece che preoccuparsi di qua. E questo è un altro tema fondamentale. L'autonomia, quella vera, non quella sbandierata, che per carità, come ci hanno raccontato, è un nome, è uno slogan che ha prodotto forse che è una componente non indifferente di quel 77% di voti a Zaia, cioè lo sbandierare l'autonomia, perché dietro l'autonomia si può accettare di tutto, ma l'autonomia vera, che vuol dire la capacità di autodeterminare i propri destini, è quella che si esercita nei luoghi in cui si decide, non nei luoghi in cui non si decide. E i luoghi in cui si decide in questo momento si chiamano Roma e Bruxelles. O si conta Roma-Bruxelles o non si conta niente, non c'è autonomia che tenga. Sì, per carità, ho l'autonomia di spesa, cioè se qualcuno guadagna per me, mi distribuisce dei soldi, me li dà da Roma, come dire, e me li fa spendere un po' meglio, vabbè, d'accordo, va benone, ma non è questo. Il problema è che non mi interessa meno sapere come distribuisco in autonomia questi soldi, mi piacerebbe di più capire come costruisco questo reddito, questa produzione, queste capacità in autonomia, come io contribuisco. Come si contribuisce? Allora, ritorno al punto di partenza. In una situazione di transizione come quella di adesso, non posso permettermi di osservare, di vedere che cosa fanno gli industriali, che cosa fanno gli sindacati, che cosa fanno questi, che cosa fanno quell'altri, eccetera, sto parlando del livello regionale, tra virgolette, no, per capirci, e di navigare a vista nel segreto. No, ho l'obbligo di codeterminare il futuro degli eventi, perché esistono fatti che cambiano gli eventi. Questo è un altro, faccio il professore universitario per un momento solo. Questa è la teoria della path dependence, della dipendenza nella successione. Se il fatto che una cosa succede in un momento, in un luogo, piuttosto che in un altro luogo, ha tutta cose completamente diverse. Faccio un esempio per me più eclatante, che è l'alta velocità Venezia-Milano. L'alta velocità Venezia-Milano è stata approvata, diciamo, alla fine degli anni '80, nella primissima definizione della TAV italiana, del treno ad alta velocità italiano, fatto proprio dall'Unione Europea nella prima definizione della rete transeuropea di trasporto nel 95-96 ad Essen, e doveva essere prodotta, finita
contemporaneamente al pezzo che andava da Milano a Roma, neanche a Napoli, fino a Roma. Come sappiamo non è successo così. E attenzione, eravamo partiti anche bene, perché il primo pezzo fatto era stato il Mestre Padova. Pensate che se avessimo continuato, avessimo fatto il Padova-Vicenza, Verona, come si sta facendo nella Bibbia, noi avremmo creato delle condizioni di spinta all'aggregazione nei confronti di Padova, che invece non abbiamo avuto. Oggi cosa succede? Che invece siamo arrivati finalmente da Milano, Brescia, a Verona e stiamo continuando a creare delle condizioni utili all'aggregazione verso Milano. Questo per dare un esempio delle cose. È successo quello che è successo, quindi è inutile stare indietro, ma questo è fondamentale capire che esistono momenti e decisioni che producono delle biforcazioni. Se si fanno in certi momenti o altri, ottengono certe cose. Se si fanno in un momento diverso o in un luogo diverso, si ottengono assolutamente delle altre. Quali sono le cose che dovremmo fare allora nei prossimi mesi, dico noi qua, questa comunità, cosa dovremmo inventarci per fare una proposta che sia capace di guardare in avanti in questa regione? Attenzione, guardare in questa regione oggi significa guardare a 10, 20, 30 anni. Cioè tutto il resto non conta un accidente di niente, già in qualche modo conta moltissimo naturalmente, ma non perderemo di vista la prospettiva, perché è in questo periodo che si svilupperanno alcuni fatti. Di quali fatti mi sto occupando? Perché qui ovviamente ce ne sono finché vogliamo, ma mi sto occupando di come posso immaginare di accompagnare con politiche pubbliche, in questo caso quelle infrastrutturali, per fare l'esempio che mi viene più facile, per accompagnare il mantenimento o l'aumento della competitività delle filiere di eccellenza di questa regione. Questo è mio figlio, ma pazienza. E le filiere di questa regione. Tanto il primo problema è quali sono queste filiere. Tutti abbiamo in mente la filiera manifatturiera, che oggettivamente è un'eccellenza, ma è una filiera manifatturiera che come vedremo fra un attimo, ha delle prospettive di mercato. Parlo sempre del rispetto dell'esterno, perché dentro le imprese non devo metterci il naso io non devo andare a dire cosa deve fare Tizio, Caio, Sempronio. Va bene? Quindi togliamoci, non c'è un problema, nessuna voglia di pianificazione sovietica in questa regione. Io devo però capire cosa succede e capire per esempio su quali mercati accompagnare questa cosa. E come dirò fra un attimo, sono mercati che stanno cambiando rapidissimamente, che sono completamente diversi da quelli di ieri, e se sono diversi da quelli di ieri voi capite che bisogna prepararci a quelli che succederanno, perché altrimenti le cose possono andare avanti. Arrivo fra un attimo a questa. Una filiera che è evidente che sta sostenendo l'economia veneta in maniera fondamentale è quella turistica. Quella turistica in cui tutti abbiamo fatto finta di niente, cioè nel senso che ha però dei problemi, a mio modo di vedere, seri. Lo dico subito perché mi sbrigo in 2 parole. Qui ci sono 2 problemi fondamentali. Ovviamente la filiera turistica, è chiaro che ci siamo abbandonati a questa. Abbiamo fatto di tutto per questo, no? Anche questo uso dei siti UNESCO a fini turistici e basta, perché di culturale c'è poco in tutta questa roba, no? Cioè, sì, Padova Picta è vero che Padova è una cosa, rappresenta cose importanti, ma onestamente il motivo per cui sono fatti gli applausi perché adesso arriveranno un po' i turisti. E lo stesso vale per le colline del Prosecco, e lo stesso valeva per Venezia, che neanche troppi, che quindi non avrebbe bisogno. Quando l'anno scorso qualcuno ha detto che buttavano fuori Venezia dall'UNESCO, io ho detto che magari succeda domani, sembra un grande successo, avremo sistemato un po' di cose, no? Ma ci sono 2 fattori, attenzione. Uno, secondo me, molto apparentemente poco importante, ma secondo me un tarlo che potrebbe essere molto pericoloso. Il turismo è un'attività che quando funziona sfrutta una rendita, e se sfrutta la rendita non invita a confrontarsi sulle frontiere dell'innovazione. Noi abbiamo problemi, secondo me, perché i nostri ragazzi, ovviamente per fortuna non in maniera massiccia, ma molta gente arriva a un certo punto, si prepara magari anche a gestire in maniera eccellente il turismo, ma il turismo significa non confrontarsi su quelle frontiere innovative che sta facendo cambiare il mondo. E come, capitemi l'analogia che sembra un po' dura, è come l'Unione Sovietica, la Russia, no? Siccome si è seduta sul petrolio e sul gas,
ha perso una leadership tecnologica che aveva. E noi siamo così, noi rischiamo di guardare, di fare politiche. Cerchiamo i siti UNESCO, cerchiamo le Olimpiadi, cerchiamo le cose, cerchiamo tutte cose che aumentano questa capacità di attrazione turistica della regione. Attenzione, lungi da me l'idea di rinunciare a questo, perché è una ricchezza oggettiva, ma è importante che sia accompagnata da quell'altra politica, che sia accompagnata dalla capacità di sapere che l'innovazione di domani me lo gioco su un altro fronte, non me lo gioco battendo le mani sul fatto importantissimo che finalmente qualcuno si è accorto che le spiagge venete contano tanto quanto Venezia e più di quelle romagnole dal punto di vista economico, che è cosa importantissima, va benissimo, però attenzione, ha in sé questo pericolo di un appeasement, di un far sedere su se stessa, di far come dire, accontentare i nostri ragazzi domani, per non dire in situazioni come quella dei grandi centri storici, come il caso di Venezia in assoluto, a cui si attaglia perfettamente la definizione di vivere del genio dei padri e della curiosità dei foresti. Però c'è chi vuol dire io non faccio un caso di niente, nel senso che sono loro che l'hanno fatto e sono gli altri che vengono a prenderselo, quindi capite che no. Bene, questa è una cosa molto apparentemente di nicchia. Io ci penso da tanto tempo, non ho mai scritto, ho un pezzo che ho scritto da tanto tempo ma che non mi decido a pubblicare, perché mi veniva da dire turismo opio dei popoli, ma allora diventa un po' complicato, no? Ma è opio, attenzione, non del popolo che fa il turista, ma del popolo che vende turismo, perché ti consente di fare questo. Allora, però, torniamo a quelle altre due, sì, che è quella manifatturiera che conosciamo e quella dell'economia della conoscenza, in cui siamo indietro, in cui non siamo attrezzati. O meglio, siamo attrezzati, stiamo facendo molto, quello che volete, ma se guardate, qualcuno citava, non mi ricordo chi stamattina, il confronto Stati Uniti, Canada, Germania, Italia, c'è qualcuno che comunque altrimenti, sì, poi c'è Ivo Rossi che l'aveva compulsato in maniera precisa. Si vede in maniera assolutamente chiara ed è un indice sui luoghi di innovazione, cioè dove si stanno provocando, dove sta succedendo che arrivano attività innovative, insisto, che sono quelle di domani e dopodomani. Questo noi non ci siamo. La mia tesi è che, anzi non la mia tesi, la constatazione oggettiva è che questi sono in ambienti urbani di una certa dimensione, e ancora una volta, se manca il caput urbano di questa regione, queste cose hanno minore probabilità di succedere. Ma torno un attimo, e poi chiudo, al corpo grosso della nostra strategia, che è come garantire alla nostra manifattura, che immagino capace di trasformarsi, quindi di sostenere le transizioni ambientali anche quando le fanno da freno e di sfruttare quelle tecnologiche perché ne fanno da booster, come facciamo ad accompagnarle nei mercati di domani? Perché, signori, il problema è abbastanza banale. L'Italia è un'economia esportatrice, è un'economia che deve vivere di mercato aperto, perché le materie prime dobbiamo importarsi, non ce le abbiamo, e per importare le materie prime dobbiamo vendere qualcosa. Quindi noi siamo costretti a vivere sui mercati esteri, e vivere sui mercati esteri è essere competitivi, perché se non sei competitivo sui mercati esteri non ci stai. E i mercati esteri fino a ieri e fino a oggi ancora, e magari anche fino a domani dopodomani, sono prevalentemente quelli europei. Il grande successo del core business dell'Unione Europea è quello: ha creato il mercato interno, ha fatto sì che la crescita del mercato polacco fosse importante per me e quello polacco fosse importante, che quello italiano fosse importante per i polacchi. Ma questa cosa è destinata a diventare meno importante per due motivi. Uno, non so se sia ancora la nostra demografa, ma quella cosa, se lo guardiamo anche, mi dica quanti saranno gli abitanti in Europa fra 50 anni. 50 milioni in meno, come minimo.
Va bene? Cioè abbiamo un mercato che, per carità, che resta sempre ricco, sempre molto, ma che andrà crescendo. E sapete, noi in questo momento siamo sugli 8 miliardi, 8 miliardi e mezzo, una cosa di questo genere. Questo mercato, il mondo, è un mondo in cui l'Asia va crescendo ancora per 20-30 anni, poi arriverà l'Africa. Ma tutto il resto, tutto ciò che non è né Africa né Asia, vale il 10-12% della popolazione mondiale. Sì, per carità, hanno redditi pro capite molto bassi, ma è inevitabile che prima o dopo questi crescano. E i nostri mercati sono quelli. Quindi noi ci dobbiamo attrezzare per tempo, dico per tempo, perché se per caso, come dirò fra un attimo, bisogna costruire, anche attrezzarsi in maniera infrastrutturale, se bisogna fare delle cose fisiche, non ci si mette 2 mesi, occorrono 10-20 anni. E quindi oggi dobbiamo capire come facciamo ad attrezzarci per essere presenti sui mercati mondiali, Veneto e Italia, ma comunque a noi ci interessa il Veneto in questo momento, nei prossimi anni. Per carità, c'è anche un problema europeo prima, su cui spero, di cui accennavo ad Achille stamattina. Noi non stiamo tenendo presente o avendo sotto controllo cosa sta succedendo in questo momento nella definizione dei mercati europei intraeuropei, nel senso che a causa della guerra in Ucraina l'Unione Europea sta ridisegnando le sue reti transeuropee di trasporto e quindi dando i soldi per fare degli investimenti solo o prevalentemente su ciò che guarda ai mercati dell'est europeo. Vi ricordate quella roba che si chiamava Lisbona-Kiev? Che sembrava essere la roba, no, almeno quelli della mia età se lo ricordano, ma insomma qualcuno forse di voi se lo ricorda lo stesso. Ed era una specie di cosa in cui sembrava che domani succedesse, era per noi. E sapete qual è il corridoio che servirà all'Ucraina? Si chiama Mariupol-Rotterdam. E noi non ci siamo manco accorti, noi dico governo italiano, cioè nel senso, adesso per carità, evidentemente se c'è una proposta della Commissione vuol dire che almeno i governi sono stati sentiti, può anche che non sia stato ancora sentito quello italiano, ma non c'è nessuna, eppure esiste un mare più vicino a quei posti dell'Adriatico? Oppure no? Eppure ti assicuro che è fatto completamente diverso. Faccio solo un esempio, ma non c'è dubbio che quei mercati, i mercati dell'Europa dell'Est e i mercati dei Balcani, sono mercati di espansione nostra, che sono stati magari anche utilizzati in questi ultimi anni. Quelli sono le aree di cosiddetto reshoring in questo momento. Guardate che quando vi raccontano che la gente che sta tornando la gente dalla Cina, non è vero niente, non è, la Cina si sposta, la gente che era in Cina si sposta in India, si sposta in America, si sposta in altre cose, non è che torna a Tre Baseleghe. Torna a Tre Baseleghe chi era andato a Timisoara, chi era andato in Romania, chi è andato di là. Abbiamo dei problemi di reshoring interno, intraeuropeo, cioè robette che non vanno interpretate in quel modo, se volete poi, no, non è questo il caso, ma partiamo un attimo di che cosa sia la globalizzazione o i fenomeni di globalizzazione che ci sono in questo momento. Comunque, quelli sono mercati in cui avremo bisogno di che cosa? Avremo bisogno che la linea ad alta velocità, alta capacità, Venezia, Trieste, Lubiana, divenisse una priorità italiana. Non lo è, lo era, è stata addirittura degradata. E si è detto faremo quando faremo. E voi capite che se noi arriviamo, e andatevi a vedere queste mappe europee nuove post-Ucraina e vedrete che Lubiana è il punto di snodo in cui passeranno tutti. E Lubiana diventa un punto di riferimento, uno di quei nodi europei con cui ci dovremo confrontare, e sono Lubiana, Monaco di Baviera, Milano e Bologna, e noi siamo in mezzo. Ma siamo in mezzo senza avere un nodo capace di colloquiare con questi, senza avere il modo di farlo. Quindi questo è il primo punto. Però se ci spostiamo in avanti sui mercati internazionali, come si arriva sui mercati internazionali? Si arriva con porti e aeroporti. L'aeroporto, per fortuna, qualcuno ce lo ha regalato, come dire, non dico che sia stato un errore, insomma, anzi, come dire, constatiamo felicemente che quest'area ha un grande aeroporto. Ha un aeroporto internazionale, oggettivamente il più collegato di tutti, che sfrutta il vantaggio che il collegamento con Venezia viene chiesto da tutti gli altri, quindi non occorre nemmeno essere da qua che si generano i collegamenti con gli altri e così via, ma resta il fatto che noi abbiamo il terzo aeroporto più importante internazionale d'Italia, e dal quale possiamo immaginare che ogni ragionamento relativo alla globalizzazione, cioè alla globalizzazione dei mercati, cioè la possibilità di essere presenti sui mercati mondiali relative alle persone, ci siamo. Dove non ci siamo è sulle merci. Qui abbiamo un problema molto serio per la incapacità di capire
come dire, un problema di sicurezza logistica. La nostra manifattura oggi si affaccia sui mercati mondiali o attraverso il porto di La Spezia e di Genova o attraverso il porto di Rotterdam e di Anversa. Nemmeno quello di Trieste, perché è un'altra cosa, Trieste fa un altro mestiere. E noi abbiamo, sono almeno 7, 8, 10 anni, che facciamo finta di non sapere cosa succederà del porto che abbiamo. Noi abbiamo una enorme risorsa, abbiamo a disposizione una risorsa di capacità di interazione con il resto del mondo che non sfruttiamo. E questo è come dire, e perché non sfruttiamo? Perché è stato letto sempre solo come un problema veneziano, un problema di quel che rompo le scatole, le cose, l'acqua alta, gli affari, le navi da crociera che non c'entrano niente. Non c'entrano niente, il problema è come faccio che la mia manifattura, attenzione, perché insisto su questo? Perché prima del Covid, il prezzo massimo, la ricarica massima di un trasporto verso l'estremo oriente di un bene prodotto nel Veneto era del 2-3% del prezzo. Durante il Covid e ancora adesso siamo arrivati al 14-15%. Voi capite che non è più una robetta da scherzare e potrebbe essere, è un 15% che noi regaliamo a Rotterdam e ad Anversa. Se vogliamo La Spezia è già meno drammatico, ma è così. Ma non mi interessa il fatto che lo regaliamo, mi interessa che noi dipendiamo strategicamente dalle loro scelte. Noi non abbiamo una sicurezza logistica, non ci stiamo garantendo la capacità di accedere ai mercati di domani. E purtroppo, o purtroppo per fortuna, questo passa attraverso quella situazione. Il nodo Porto di Venezia non è un nodo, ripeto, insisto, locale. È una delle risorse fondamentali di cui può disporre la nostra regione, l'economia della nostra regione, e che se non dispone è perché non sta disponendo. Quando dico non sta disponendo la nostra regione sto dicendo che le politiche fatte finora ovviamente non si sono occupate di questo, quindi voi capite qual è lo spazio politico da occupare eventualmente in questo ragionamento che vado facendo. Terza catena logistica, filiera. Allora, il turismo e la manifattura, quella dell'economia di domani. L'economia di domani è urbana di alto livello, attenzione, non l'urbano del continuum, le robe eccetera, vi prego, che ne so, faccio un solo riferimento, andatevi a vedere, poi lo trovate su tutti i siti di questo mondo, Brooklyn Institution, c'è un Brooklyn Metro si chiama, ed è una sezione di questo sito, in cui si sta ragionando dei cosiddetti activity center. Allora, guarda gli Stati Uniti, ma non perché, primo perché loro hanno i dati e noi non li abbiamo e quindi è bene vedere cosa succede, ma perché la rapidità di cambiamento che sta manifestando negli Stati Uniti è pazzesca nei confronti nostri. Noi immaginiamo che Milano sia l'unica cosa di questo mondo e che praticamente in eterno Milano sarà... Bene, noi discutiamo, il Presidente Zaia l'altro giorno pensava diceva la Silicon Valley veneta, e in America la Silicon Valley è la roba di ieri, non è la roba di domani. Bisogna andare a Austin, Texas, per avere il centro di innovazione di questo momento, lì ci si muove con una rapidità tale per cui perché c'è competizione tra i territori. Noi non siamo in grado di competere, perché non ci siamo dati il caput. Attenzione, qual è la novità che secondo me potrebbe consentire di fare un ragionamento un po' più approfondito su questo? Ed è che gli activity center americani, che poi sono le aree metropolitane all'inglese, poi vi dirò una cosa sull'Inghilterra in un certo momento, ma insomma, non sono continui, sono una rete di centri fortemente connessi tra di loro. Connessi significa correlati, che hanno sistemi di metti con un SFMR efficiente invece di quello che abbiamo, insomma, con una roba che funziona davvero, no? Che riduce, che rende, come dire, che consente di avere contemporaneamente i vantaggi della concentrazione produttiva e i vantaggi del decentramento residenziale. Questo si sta cercando in tutto il mondo. Noi ce l'abbiamo già. Guarda, il fatto è cosa pazzesca è che noi ce l'abbiamo, perché la conformazione fisica degli insediamenti nell'area che sono tra Venezia, Padova e Treviso, Rovigo, qualcosa intorno, purtroppo non di più, ma non è perché gli altri devono star fuori, ma è un problema che occorre definirli in termini funzionali, quello che è. Occorre cioè che si faccia sì che se a me capita
che non capita solo a me di insegnare a Treviso, di stare a Venezia e di andare a una manifestazione a Padova, ma sulla relazione Venezia-Padova sono decine di migliaia di persone che si muovono tutti i giorni, e sulla relazione Venezia-Treviso un po' meno, su quella Padova-Treviso invece no. Perché? Perché la relazione Padova-Treviso è una relazione poco servita, cioè non è possibile, anche se ci sarebbe la cosa. Io devo sempre girare o per Mestre o per Castelfranco, che va benissimo lo stesso, se le organizzassimo in maniera seria. Quindi noi abbiamo un problema di organizzare fortemente questa e poi di fare un'operazione, e chiudo, come quella emiliana, cioè trovare le forme di collegamento con i nodi funzionali diciamo di espressione potente che ci sono nostri competitivi con noi, e mettersi in correlazione con questi, che sono Milano, Monaco di Baviera, Lubiana e Bologna. E qui ci siamo un'altra volta strani. Noi l'alta velocità tra Milano e Bologna c'è e funziona. Tra Bologna e Padova ci siamo accorti, credo 3 mesi fa, che forse varrebbe la pena di fare un upgrading di quella cosa. Quella tra Venezia e Lubiana siamo andati a vedere i bilanci delle Ferrovie dello Stato, si fa una modifica, si finanzia il rinnovo della stazione di non mi ricordo più di che paesino, insomma, dove c'è lo scambio e basta, non c'è niente, e siamo in un ritardo gravissimo. Perché, ripeto, invece attorno a Lubiana si sta attrezzando tutto lo spostamento che viene dal centro Europa verso sud e che ci toglierà, tra virgolette, un'accessibilità a mercati che potrebbero essere mercati completamente nostri. Però in senso di rafforzamento del nodo occorre che ci siano un nodo che si finisca sta maledetta alta velocità Venezia, Padova, Milano, ma non possiamo accontentarci di quello. Questa è una cosa che avremmo dovuto avere 20 anni fa. Mentre non stiamo neanche immaginando di intervenire sulla Venezia-Lubiana. Abbiamo cominciato a pensare ad accennare a possibili interventi sulla Venezia-Bologna, ma senza questo, cioè senza queste due spinte, una forte connessione interna e una forte capacità di correlazione, di spinte reciproche con i nodi, che abbiamo visto che Feltrinsesto si è mostrato hanno avuto effetti di sviluppo sui nodi in questo momento, non ce la facciamo. Voi capite che dentro questa griglia, nel caso doveste convenire, c'è spazio politico a iosa per tutto e per tutti. Dico una cosa che forse è molto importante: quando dico il porto di Venezia penso immediatamente a una accoppiata, che anche questo è un problema che va fatto subito. Bisogna che diventi una unità logistica, cioè bisogna rendere stesso soggetto Interporto di Padova e Porto di Venezia, perché altrimenti per definizione hanno strategie differenziate, nel senso che l'Interporto di Padova a questo punto, finché si esporta per Anversa, va bene, non ne fa treni per Anversa, ma non è questo quello che serve. Allora noi abbiamo bisogno di avere che le due porte sul mondo, porto e aeroporto, diventino efficienti. Poi all'aeroporto ci siamo, il porto invece non ci siamo, e c'è una tendenza di politica nazionale a lasciar perdere, perché tanto Venezia è il turismo e non occorre fare niente. Venezia ha il turismo, ma il Veneto non ha invece il porto che gli serve. È il Veneto che ha bisogno del porto di Venezia, non Venezia, paradossalmente. Abbiamo bisogno di rafforzare le 4-5 linee che vanno da una parte e dall'altra. Non parlo degli errori storici che abbiamo fatto, questo doveva essere un altro capitolo dell'intervento di Paolo Giaretta, di quanto, si è perso in Parlamento il voto sulla Venezia-Monaco del 71-72, no? Pensate soltanto come sarebbe la geografia del Veneto se fosse successa quella roba là. Cioè, se oggi fossimo noi il punto di riferimento con Monaco di Baviera, e non ci dovessimo fare, come tutto sommato va bene lo stesso che facciamo, tramite Verona e così via. Però insomma, dentro questa griglia di creare, di assistere l'industria manifatturiera veneta a muoversi sui mercati europei di domani e sui mercati mondiali di dopodomani, aiutare il turismo a esprimersi in modo compatibile con il resto dello sviluppo, senza esagerare, perché altrimenti rischiamo di avere degli effetti negativi sociologici, psicosociologici e culturali sulle nuove future generazioni da turismo, e trovando il punto, il luogo che metta a disposizione sia dell'industria che deve evolversi verso il terziario, sia del terziario di domani, e bisogna che a questo punto ce lo facciamo. Faccio presente, e chiudo, che in questo momento
Le globalizzazioni sono tre, come si dice: trading goods, cioè mercati, trading factories, le imprese che si muovono da una parte, che vanno in giro per il mondo, e i trading services. La globalizzazione di cui si chiacchiera sui giornali è la seconda, dove si mettono le imprese. Invece la prima, i mercati stanno crescendo, insomma, i mercati, se posso ci arrivo, poi dipenderà da dove faccio. La terza, che nessuno cita, è quella dei servizi. Bene, in questo momento sta crescendo continuamente le esportazioni di servizi dall'Europa alla Cina, per esempio, per il 19% sono property rights, cioè si ricevono soldi perché si cedono brevetti. Noi su questa offerta non ci siamo. Grazie.